Le immagini delle 16 lunette dipinte da 16 artisti sardi che illustrano il Cantico delle creature di San Francesco apre la seconda puntata dedicata al viaggio all'interno di Santa Maria di Betlem, in particolare il convento e la biblioteca. Siamo con padre Marco Ardu che ci ha raccontato gli 800 anni di storia che legano la città di Sassari al convento dei frati minori di San Francesco. All'interno della biblioteca ci sono circa 30.000 libri. Lei dal 1994 è dedito alla raccolta ma anche alla catalogazione di questo immenso patrimonio dei frati ma anche del mondo. Sì, purtroppo, anche se non ho nessuna qualifica, i superiori hanno voluto che io mi dedicassi a mettere a posto la biblioteca. La biblioteca esiste da secoli, certamente a Santa Maria, abbiamo tantissime testimonianze, però i libri purtroppo erano un po' buttati qua e là. Io ho dovuto mettere a posto, è un lavoraccio, per fortuna ho avuto alcune persone che mi hanno aiutato, mi sono fatto un catalogo particolare prima di avere i cataloghi scientifici come si deve, come fra un po' speriamo inizi il catalogo dell'SBN, il catalogo nazionale. Il mio catalogo a me piace molto questo, ho fotografato tutti i frontispizi dei libri con tutti i dati eccetera, mi piace vedere la cosa. Anche quella ha portato via un po' di tempo, ma il problema vero è che adesso qui non c'è più spazio, ho migliaia di libri ancora da catalogare e questo lo faremo quando trasporteremo la biblioteca giù a pian terreno. Sarà collocata la biblioteca, stanno facendo i lavori nell'antico refettorio del 1200. Certamente quando sarà lì la biblioteca sarà più visitabile e accessibile da tutti. La nostra biblioteca è anche una biblioteca aperta al pubblico, c'è una convenzione con la biblioteca universitaria di Sassari, quindi dovremo lavorare per dare la possibilità a chi vuole di usufruire di questa biblioteca. Gente ne viene, grazie a Dio, non moltissimo, ma ne viene. Molti ragazzi hanno fatto anche la tesi di laurea partendo da libri della biblioteca o facendo ricerche qui. Santa Maria di Betlem, tanto cara ai sassaresi anche perché la discesa dei candelieri del 14 di agosto si chiude proprio qui all'interno di questa bellissima chiesa. Perché, padre Marco? Perché proprio i ceri fanno ultima tappa qui? Allora, è normale perché è la festa manna di Sassari. La festa manna è la festa della patrona, è Santa Maria di Betlem, è Santa Maria Assunta o Santa Maria di Betlem è la chiesa della patrona di Sassari e i candelieri hanno una lunga storia in antico perché pare che siano stati introdotti dai pisani. Allora prima erano solo delle candele, candeloni, e quella cera serviva ai frati, veniva offerta dalla città attraverso i gremmi e serviva per tutto l'anno come cera. Oggi poi furono fatti i candelieri e di cera non ne arriva più, arrivano solo purtroppo, al di là della devozione, arrivano anche molte fiamme. Spero che queste fiamme non distruggano la festa manna di Sassari. Lei non solo ha catalogato i libri già esistenti, ma ne ha scritto anche di nuovi in questi ultimi anni. È uno particolare la vita e la morte a Sassari. Perché? Perché all'interno dei conventi, delle chiese e dei terreni che circondavano le chiese secoli fa nascevano i primi cimiteri. Quindi ci vuole raccontare che cosa ha scoperto? Sì, allora, innanzitutto molto importante per me è il perché mi sono buttato in questo lavoro che ha bisogno di anni e anni e anni. Sono per fortuna vicino alla fine, però dopo tanti anni. La cosa che mi ha spinto a fare questo è che era un capitolo mancante della storia di Santa Maria, perché secondo me
e sapere chi ha scelto di essere sepolto nella nostra chiesa e dintorni certamente significa un privilegio per Santa Maria, solo che di questi sepolti di Santa Maria, su 10 tommi abbiamo già stampato 9 tommi e quest'anno sarà stampato l'ultimo tomo. Però siccome sono un curiosone, quindi mi interessa sapere la percentuale dei morti di Sassari sepolti a Santa Maria, e allora per conoscere questa percentuale, ma anche per conoscere tutti gli altri, per avere uno spaccato della città di Sassari, sto facendo, quasi finito, tutti gli altri defunti di Sassari, che ovviamente si trovano nei documenti dei defunti dal 1600 al 1837, e questi sono quasi finiti, e riuscirò a sapere quanti defunti sono stati sepolti in ogni chiesa di Sassari e anche quindi le percentuali. È interessantissimo questo lavoro, a mio modo di vedere, perché dà veramente uno spaccato della città di Sassari. Già in questi che ho fatto su Santa Maria ci sono 17 elenchi, quindi possiamo sapere tutti i nomi e cognomi delle persone, poi tutte le coppie, quindi i genitori, poi quanti fratelli o sorelle della stessa famiglia sono stati sepolti, almeno qui in Santa Maria, poi a che età sono morti. È stato fatto un convegno internazionale sui centenari e abbiamo trovato da questo lavoro che almeno uno ogni 1000 abitanti è centenario, mentre la media mondiale è uno ogni 10.000 abitanti. E poi però un'altra cosa su questo, più del 42% sono bambini che muoiono da 0 anni a 10 anni, comunque è interessantissimo anche questo. Poi ci sono i mestieri, quindi potrò dire alla fine, almeno su quanto c'è scritto, quanti avvocati ci sono stati a Sassari, quali i loro nomi, quanti medici, quanti notai, eccetera eccetera. Poi un'altra delle cose che mi affascina è le città, i paesi e le città e le nazioni di origine. Abbiamo di tantissimi paesi della Sardegna, ma anche di tutta Europa. Abbiamo tante persone della Grecia. Ho trovato persino nell'Ottocento uno morto a Sassari che era nato in America. Sono cose di curiosità che sono raccolte all'interno di questi 9 tomi. No, di questi e di quegli altri che sto facendo. Sono fruibili a tutti, quindi tutti possono... Se vogliono, sono felice, perché anche questo è a titolo di offerta per le biblioteche, se uno li vuol prendere hanno anche un prezzo, non sono molto costosi, però è veramente interessante. Uno addirittura può sapere, se è sassarese, se quel tizio è della sua famiglia, perché normalmente i nipoti prendono il nome dei nonni, e allora uno che ha un certo cognome, e ci sono tutti i nomi in ordine alfabetico, quel cognome può sapere se ha quel certo nome, se è suo parente antico, lontano. Parlano le pietre è un altro libro di padre Marco Ardu che ricostruisce la storia della chiesa di Santa Maria di Betlem, ma anche del convento e soprattutto del chiostro. Una storia di 800 anni, abbiamo detto, che oggi sta venendo fuori anche alla luce dei nuovi lavori di ristrutturazione, ma anche di scavi che ci sono all'interno del chiostro per riportare all'antico splendore questo bellissimo convento. Sì, a me questo lavoro, io non sono uno specialista, però sono un curioso, e allora le cose che mi destano la curiosità sono le pietre non tappate, le pietre a vista. Ho iniziato questo lavoro qui in biblioteca, vedendomi queste 2 finestre, e ho capito subito che questa era la zona alta della sagrestia, e che nel 1400 fu divisa in 2 parti. La parte inferiore restò sagrestia e la parte superiore divenne coro liturgico, e fu fatta allo stesso livello del dormitorio. E questo perché?
perché i frati a mezzanotte si dovevano alzare a dire l'ufficio, allora invece di scendere giù in chiesa per dire l'ufficio venivano in questa zona che comunicava con la chiesa attraverso 2 finestre, quindi erano in comunicazione con la chiesa. E la cosa bella che mi ha fatto molto piacere è che ho poi trovato in documenti chiamato questa zona coro notturno proprio. Il lavoro del libro, Parlano le pietre, poi è diventato anche spunto per realizzare dei plastici che ricostruissero un po' la storia di questa secolare chiesa. Un lavoro che è stato inaugurato qualche anno fa e che Padre Marco poi insomma ha utilizzato per dimostrare soprattutto ai tecnici, non solo della soprintendenza, che alcuni lavori della ristrutturazione del chiostro erano sbagliati, e da qui insomma tutta una polemica che ha alimentato fino a qualche tempo fa le cronache dei giornali. Ci vuole dire la sua versione? Allora, i plastici o questo lavoro di Parlano le pietre, una delle cose per me più belle è che la chiesa di Santa Maria in Campolongo era esattamente quella che abbiamo fatto noi nei plastici. Adesso negli ultimi lavori che stanno facendo nella chiesa si è trovata un'arcata di quelle che congiungevano le 2 navate della chiesa. La chiesa di Santa Maria di Campolongo era una chiesa a 2 navate e al millimetro si è trovata una integra di questa navata, adesso tutti potranno vedere. Poi le altre cose, il chiostro in particolare, dice che il restauro che stanno facendo non è un recupero, è un restauro ma non un recupero, quindi purtroppo tanti aspetti del passato non si vengono più, vengono cancellati, e in modo particolare sperando, come è stato detto, che quando ci saranno altri sovvenzionamenti potrà essere recuperato il chiostro, almeno nella parte interna, quella a cielo aperto, che era quadrato e non rettangolare come adesso, e perché questo avvenga deve essere buttato via il collegio che fu fatto nel 1920, quando i frati non avevano altro spazio per fare un collegio per i fratini, per quelli che dovevano studiare, dove anch'io ho studiato per 2 anni, e purtroppo questo collegio oscura la chiesa, e quella zona della chiesa, quella parte della chiesa non si può vedere da nessuna parte se non dal chiostro, se buttato il collegio. Questa è una delle cose terribili. Le altre cose del chiostro che mi fanno male è che un chiostro di per sé ha sempre 4 lati, 4 corridoi chiusi intorno al cielo aperto, diciamo, no? Il primo corridoio, quello di entrata dalla piazza, quello fu annullato quando fecero le cappelle, circa 1400, però gli altri 3 corridoi dovrebbero esistere. Invece oggi in questo lavoro di restauro uno è stato chiuso e ne restano 2, e purtroppo anche questi 2 con piani molto strani, piani di terreno molto strano. E la verità, la sua riflessione sui lavori del chiostro poi è raccolta in un libro che sta preparando. Ci vuole anticipare qualcosa? Il titolo è Chiostro dissacrato, e ho un'impressione che il chiostro sia una cosa sacra, fatto per un luogo di preghiera, e adesso invece tanti aspetti di questa sacralità ho l'impressione che non siano tenuti in conto. Ma per conoscere tutta la verità del chiostro dobbiamo aspettare la fine dei lavori. Io ringrazio Padre Marco Ardu per questa testimonianza che serve non solo ai sasseresi ma ai tanti che amano la storia dei frati di San Francesco e delle opere che i frati minori conventuali offrono alla gente comune e ai pellegrini che si avvicinano a voi. Io ringrazio lei e le posso annunciare che se guarderà i miei libri sui morti troverà tanti suoi parenti. Solinas è uno dei cognomi più diffusi a Sassari. È vero. Grazie, arrivederci.